C'è una tecnica di marketing che è molto efficace per accattivarsi le simpatie della clientela, si chiama under promise and over deliver, promettere meno e offrire di più. Funziona con un semplice principio della psicologia che dice che la persona è più soddisfatta se ottiene più di quanto non si aspettasse e in minor tempo. Se ordino un prodotto online, mi dicono che l'avrò in 3 settimane, ma mi arriva in 15 giorni, sarò molto più soddisfatta che non se fossero stati rispettati i tempi previsti. Se mi fanno un preventivo per un lavoro di 2.000 euro, ma poi spendo 1.900, lascerò un feedback molto più positivo alla ditta che mi ha fatto risparmiare rispetto al preventivo. La percezione è che la ditta a cui ci siamo affidati sia molto più efficiente di quanto non pensassimo. Un po' quello che è successo col Ponte dei Cavanis, un po' quello che non sta accadendo col trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda il Ponte dei Cavanis, già l'intervento precedente, consegnato il 14 ottobre del 2022, vedeva il termine dei lavori il 24 ottobre, 10 giorni prima, come questa volta. In entrambe le occasioni il meteo è stato favorevole e ha permesso al cantiere di non interrompersi a causa del brutto tempo. Nel caso, il lasso di tempo in più messo in previsione avrebbe permesso comunque alla ditta di fare il compito assegnato nei tempi promessi. Nel rispetto delle tempistiche da parte dell'azienda, nessun merito all'amministrazione, nonostante i selfie fatti e i proclami social. Per il trasporto, il comune ha agito in modo opposto, promettendo tempi brevi ma procrastinando. Ora è lo stesso sindaco a riferire le promesse fatte per il prossimo 10 marzo, posticipando ancora il momento di dipanare i nodi del trasporto. Riorganizzare un trasporto pubblico di punto in bianco non è certo cosa facile, controproducente dare tempistiche brevi che con tutta probabilità non possono essere rispettate, controproducente illudere l'utenza mostrando un interesse verso le esigenze del singolo, di cui si può tener conto solo marginalmente, come ai tavoli aperti nelle frazioni in cui l'assessore chiedeva ai singoli utenti le preferenze per gli orari, tavoli dove non era seduto nessun responsabile della ditta dei trasporti. Facendo un buon marketing, la ditta che ha lavorato sul ponte si è presa gli applausi, l'altra realtà non sta avendo lo stesso successo. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Siamo al 25 febbraio, sono quasi 2 mesi che la gestione del trasporto pubblico è in mano ad Arriva Veneto, continuano a verificarsi problemi quasi quotidianamente, a parte la commissione rimandata con la motivazione di un incontro all'indomani con i vertici di Arriva Veneto, mai più riconvocata, l'utenza continua a lamentare disservizi. Sembra che ieri ci sia stato un incontro tecnico a porte chiuse, ma nonostante ciò l'ultimo disservizio è fresco di questa mattina, sulla linea Cabianca-Civè, sulla corsa scolastica delle 7:10, non pervenuta a distanza di una ventina di minuti. Siamo stati avvisati ancora stamattina da un utente che aveva deciso di giungere a Chioggia in auto e di accompagnare quindi il figlio a scuola, evitandogli il bus. Aveva notato dal numero di persone in attesa alla fermata che il bus non era ancora passato quando invece doveva esserlo. Mentre la voce si è diffusa anche sulla chat aggiungendo malanimo a malanimo. Nei giorni scorsi invece la navetta diretta sempre a Cabianca giunta a Campo Marconi si è fermata. Sono in riserva, non posso andare oltre, sembra abbia detto il conducente. Nel frattempo mi è capitata sotto gli occhi la mail con cui il comune lo scorso 29 gennaio, giusto un mese fa, annunciava l'operatività delle corse verso Cabianca la domenica, a cui si dava per certo che seguissero le modifiche per venire incontro alle legittime esigenze di Isola Verde Calino e Cavanella Sant'Anna, tanto legittime che stanno ancora attendendo. Modifiche possibili non in tempi brevissimi, diceva l'assessore Chio, ma è passato un mese da quel comunicato, ricordiamo. Il piano d'azione messo in atto era volto ad affrontare sistematicamente e chirurgicamente le problematiche via via più rilevanti, parole testuali della Chio. La rete di utenti che permette all'amministrazione di avere la situazione sott'occhio minuto per minuto forse si sta scocciando di segnalare i disservizi, ma vedere
che nulla sembra essere fatto per risolvere i problemi. Una fattiva collaborazione l'ha nominata la Chio, che non sta però portando risultati a favore della cittadinanza. Diceva Armelao con quel comunicato: dispiace però vedere che spesso solo le anomalie vengono evidenziate, mentre i miglioramenti non vengono sottolineati. Non si stupisca, i disagi lasciano un segno molto più tangibile a chi li subisce. Ma quando scrive sullo stesso comunicato gli autisti, i pullman e i servizi non li fa il comune, ci chiediamo il senso delle riunioni tenutesi nelle frazioni, in cui l'assessore Chio si appuntava agli orari in cui ogni utente avrebbe preferito passasse il bus. Se il servizio non lo fa il comune, cosa ci faceva a quei tavoli il comune, sindaco e assessore, senza nessuna rappresentanza di Arriva Veneto a recepire le esigenze dell'utenza? Lasciamo che i diretti interessati continuino a lavorare nell'interesse dei cittadini senza farsi distrarre da polemiche sterili. Per sabato 1 marzo non prendere impegni, perché all'American Followers c'è la fantastica festa di carnevale. Sabato 1 marzo, start ore 20, menù libero, sarà premiata la maschera più bella, karaoke e musica by Diego. Per informazioni e prenotazioni chiama al 351 914 0425. American Followers, lungomare Adriatico, sottomarina. Periodicamente riceviamo l'allarme da parte dei cittadini che si accorgono delle file di processionaria che avanzano sui marciapiedi nei pressi di zone arboree. Periodicamente ci siamo anche accorti dei nidi di tale distruttivo insetto ben ancorati tra le foglie di pino, che nella variante silvestre e nero sono i preferiti per la sua colonizzazione, riferendo immediatamente all'ufficio ecologia del comune di Chioggia. Sembra che per contenere la presenza di questo insetto distruttivo per le piante, ma pericoloso anche per l'uomo e per gli animali domestici, qualora vengano a contatto con i suoi peli urticanti, il comune si è accorso ai ripari ancora qualche mese fa con un'iniziativa sperimentale. L'incarico è stato affidato dal Servizio Ambiente ed Ecologia a una ditta specializzata in questo tipo di interventi preventivi, messo in opera conforme a tutte le normative, che prevede l'iniezione di un prodotto antiparassitario a largo spettro sul fusto, impedendo la formazione quindi del nido e quindi delle uova e il successivo sviluppo di larve. La durata degli effetti di tale trattamento dovrebbe essere di 3 autunni e 3 inverni. Una tecnica che viene usata per la prima volta nel comune di Chioggia, sottolinea il sindaco Armelao, dopo i disagi subiti lo scorso anno per la presenza di processionari anche sui giardini delle scuole. Il comune chiede di essere avvisato se si vedono nidi su piante di sua competenza e ai privati chiede di essere accorti e di fare attenzione, provvedendo nel caso alla rimozione del nido. L'assessore all'ambiente Serena De Perini ha voluto sottolineare l'importanza dell'essere informati per il comune sui nuovi ritrovati per quanto riguarda i trattamenti degli insetti nocivi nel pieno rispetto del verde, dei cittadini e degli animali d'affezione. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto. Allora, ieri abbiamo pubblicato il servizio in cui l'avevamo già anticipato qualche giorno prima, ma poi avevamo avuto la sicurezza che il ponte dei Cavanis veniva aperto, è stato aperto regolarmente ieri, con una decina di giorni di anticipo rispetto alla data prevista del 7 marzo. Ecco. Allora, ci sono capitate subito due vicende di cui vogliamo fare alcune precisazioni. Allora, intanto, come al solito, il mondo dei social è così, sono arrivate un sacco di critiche, ma non è stato asfaltato, perché non è stato asfaltato, un tacon, questo, quest'altro. Allora, l'intervento ha riguardato 19 metri lineari del ponte, con la sostituzione di 19 piastre. Queste piastre, tra l'altro, sono realizzate prefabbricate in una certa maniera che richiede una serie di tempi tecnici abbastanza lunghi,
Questa copertura serve perché ci sono sotto le condatture dell'acqua e delle fognature non c'è un rischio strutturale, ma c'è un rischio che queste condotte in qualche modo, a forza di passare i mezzi, voglio ricordare che ci passa un sacco di traffico, tra cui anche corriere di una certa diciamo, importanza, e quindi praticamente hanno dovuto modificare e mettere queste piastre. Quindi l'intervento riguarda solo queste 19 piastre, 19 metri lineari. Il ponte è lungo 220 metri e rimangono da sostituire ancora 131 piastre. Fanno questo in maniera graduale perché altrimenti dovrebbero chiudere il ponte per molti mesi, in pratica. Ecco. Poi tra l'altro sono stati fatti anche degli altri lavori di alcune parti che stavano cedendo, alcune buche, ma non viene asfaltato completamente perché altrimenti poi devono rompere un'altra volta, quindi butterebbero via i soldi. È per questo motivo che non è stato asfaltato. Quindi prima, con tutto rispetto del diritto di critica, prima di criticare magari sappiate come vengono fatte le cose in pratica. Ecco. Poi il secondo aspetto è che immediatamente il sindaco Selfie Man, chiamiamolo il suo nome, Selfie Man, ma adesso anche Angelo Mancini, hanno mandato comunicati in cui proclamavano che bravi che siamo stati. Ecco, allora il sindaco e l'assessore Angelo Mancini ai lavori pubblici non hanno contribuito per un fico secco al fatto che sono riusciti a aprirlo 10 giorni prima. Si ringrazia il cantiere, siccome la gratitudine evidentemente non sanno quale sia, è un concetto che mi sembra del sindaco, insomma lasciamo perdere, sappiamo già di che gambe va zoppo, ma dell'Angelo Mancini mi aspettavo un minimo di coerenza, visto che conosce molto bene l'impresa Costruzioni Generali e conosce molto bene il geometra Giampaolo Convento, quindi un minimo di gratitudine avrebbe dovuto specificare che non è l'amministrazione nel senso di sindaco e assessore ai lavori pubblici, ma è stata l'impresa Costruzioni Generali a lavorare in modo preciso e puntuale e fare in modo che il cantiere sia stato consegnato con oltre 10 giorni di anticipo. Detto questo, vorrei ricordare all'amico, ex compagno di partito e l'assessore Angelo Mancini, a cui voglio anche bene, per carità voglio anche bene, ma si vede che in questo contesto di amministrazione si vede che, voglio dire, vieni contaminato dall'incapacità, perché evidentemente c'è un virus che circonda il sindaco, che anche le persone che insomma un poco di buona volontà se la mettono, assumono i connotati di Mauro Armelao. Allora, caro Angelo, ti voglio ricordare che sei assessore da un anno e mezzo, e in un anno e mezzo ti abbiamo sollecitato per l'installazione dei tabelloni per i necrologi, ok? E un anno e mezzo fa te l'abbiamo detto. Allora, se tu vai a Codevigo, se vai a Cavarzere, se vai a Pieve di Sacco, se vai, insomma, paesetti hanno le loro belle locandine e gli annunci funebri sono messi con il dovuto rispetto alle persone che vengono a mancare. È possibile che in un anno e mezzo non sia stato capace di mettere tre tabelloni funebri? Non parliamo poi del Teatro Astra, che in 3 anni non avete messo niente, un chiodo. Se vai a Adria, ce ne sono, oltre al teatro, c'è l'auditorium, che è un teatro bellissimo. Se vai a Cavarzere hanno il loro teatro bellissimo. Possibile che a Chioggia non siete capaci di fare proprio niente? Quando dico che il sindaco non è capace di fare un cerchio con Gotto, è la verità oggettiva, non è un'offesa, è la verità oggettiva. Prendete esempio da quelli della Fondazione Clodiense, che senza selfie, senza proclami, zitti, hanno lavorato dietro le quinte e sono portati a casa l'acquisto l'ex convento Santa Caterina e non hanno voluto farsi neanche una foto. Ho messo io la foto dell'Angelo Sesillo, che ce l'avevo, non so come ce l'avevo nel computer, e l'ho messa ieri. Ma proprio veramente, fate piangere, siete degli incapaci, non siete capaci a fare niente e volete darvi meriti di cose che non avete nessun merito. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.